Buongiorno Notizia. 11 minuti dopo le 9 torniamo in studio ancora con Buongiorno Notizia. Ben trovati a quanti si sono messi soltanto adesso all'ascolto di Buongiorno Notizia. È il momento del nostro ospite. Oggi Giuseppe Firincelli, giornalista e scrittore, docente di comunicazione pubblica presso la facoltà di sociologia all'Università Unisan Raffaele di Zugo in Svizzera e autore del libro Noi italiani e voi siciliani. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. E allora parliamo di questo libro Noi italiani e voi siciliani, un thriller con molta storia dentro. Perché? Sì, esatto. Racconta, è un romanzo, un thriller con molta storia dentro perché c'è una storia siciliana con personaggi siciliani e è molto addentrato, c'è un tema molto addentrato dentro il costume siciliano. Si parla di politica, si parla del movimento indipendentista, ma non solo. Non solo, si parla anche di fatti storici, si parla di amore per la terra di Sicilia. Sicuramente. E quindi questa forma di affetto porta ad esaltare ancora di più il tema della Sicilia, il dramma che vive la Sicilia. Anche prima dell'unità d'Italia. È un libro che è stato pubblicato diversi anni fa e che ha avuto tanto successo. Perché ha scelto questo titolo? Noi italiani, voi siciliani. Il titolo è una provocatoria esclamazione, non certamente gratuita. Il grido Noi italiani e voi siciliani è tratto dal famoso manifesto Roatta, fatto affiggere nel maggio del 1943, poco prima dello sbarco anglo-americano in Sicilia, sui muri delle grandi città siciliane. E il capo dello Stato Maggiore, generale Roatta, ha scritto: strettamente, fiduciosamente e fraternamente uniti, voi fieri siciliani, noi, militari italiani e germanici, delle forze armate di Sicilia, dimostreremo al nemico che qui non si passa. Quindi quasi a fare un distinguo comunque. Sì, si è fatta una distinzione che ha creato molto rumore Certo. in Sicilia. Praticamente in cambio di parlare di unità d'Italia si parlava chiaramente di una distinzione fra i siciliani e gli italiani. E questo una distinzione che poi c'era anche nei fatti, non soltanto a parole. Sì, è vero. E quindi subito con l'avvento dello sbarco anglo-americano in Sicilia, chiaramente le forze separatiste, le forze indipendentiste si sono unite e hanno creato un po' di problemi qui a livello politico e sociale. Perché? Che tipo di problemi? Problemi perché addirittura ci sono stati anche dei conflitti dei morti siciliani che purtroppo sono stati dimenticati nella storia, non sono stati mai esaltati questi movimenti. Ricordati in qualche modo. E questo è stato un guaio, perché chiaramente c'è stata una sottomissione dei siciliani nei confronti dell'unità nazionale. È come se avessimo un po' dimenticato le nostre origini, le nostre radici, no? È vero, hanno cercato di farci dimenticare il tutto. E quindi è successo questo. È successo che è stato un carattere, diciamo, episodico, però che oggi molta gente ancora ricorda, ovvero ricorda anche tramandata da padre in figlio, perché adesso i testimoni già non ci sono più. Certo. È passato parecchio tempo. Dicevamo prima di entrare nel vivo di questo racconto, un libro che ha avuto molto successo e che è stato portato anche all'estero, è stato presentato in Australia. Sì, con l'Istituto Italiano di Cultura all'Estero sono riuscito a portarlo a Melbourne, Sydney, Canberra. Abbiamo girato quasi tutto. Quindi ha incontrato non soltanto gli australiani, ma anche la comunità italiana lì. Ma principalmente abbiamo incontrato tutte le realtà dei club siciliani e oltre anche calabresi. Una storia che li appassiona particolarmente, vista la lontananza dalla terra. Sì, perché veramente lì ho trovato anche pezzi della Sicilia, che avevano bisogno della propria terra, cioè che l'hanno dovuta abbandonare. Nel 1890, con l'unità d'Italia, è iniziato il grande esodo dei siciliani. Sì. Ben 700.000 siciliani sono andati nelle Americhe, ovvero nell'America del Nord, America del Sud e poi anche in Australia. E quindi 700.000 siciliani non sono pochi, si sono svuotate città intere, come per esempio Vizzini, che faceva 20.000 abitanti, nel 1800, all'inizio del secolo scorso già erano 5.000 abitanti.
Questa lontananza probabilmente provoca un maggior affetto. Sì, un maggiore effetto e una nostalgia di questo. Certo. Io ho trovato veramente persone nostalgiche della Sicilia, ne ho trovati parecchie. Entreremo tra pochi minuti nel vivo di questo racconto, Sì. il racconto di Giuseppe Firincelli, giornalista e scrittore, autore di Noi italiani e voi siciliani. Restate con noi all'ascolto, intanto spazio alla regia per la musica. Buongiorno notizia. 9:33, torniamo in studio con il nostro ospite. Siamo con Giuseppe Firincelli, giornalista e scrittore, docente di comunicazione pubblica, autore del libro Noi italiani e voi siciliani. Lo abbiamo già introdotto, abbiamo raccontato di cosa tratta questo libro. Parla della storia della Sicilia, della storia del separatismo, dell'autonomismo, quindi racconta una storia quasi recente, diciamo tra virgolette recente, sì, ma che ai più è sconosciuta. Un libro che è anche occasione quindi di rivisitare la storia della Sicilia e soprattutto del suo popolo, della sua gente. Sì, addirittura ci sono dei richiami anche riguardo a storie precedenti della Sicilia, a partire dalla presenza, cioè come provincia romana. Quindi andiamo indietro nel tempo. Sì, andiamo indietro nel tempo e prendiamo spunti che sono caratteristici del popolo siciliano. Le rivolte che ci sono state a partire dal 450 a.C. con Ducezio. Per esempio Ducezio, il grande condottiero siciliano che voleva fare una nazione siciliana a tutti gli effetti, viene osannato anche dai romani come condottiero. Tant'è vero che il nome Duce dei romani deriva da Ducezio. Quindi abbiamo avuto uomini che sono stati esaltati anche dai nemici della Sicilia. Comunque, per ritornare invece ai nostri tempi più vicini, chiaramente il libro tratta parte anche dell'Unità d'Italia, come è stata combinata questa conquista siciliana con i protagonisti, se sono stati degli eroi o sono stati dei delinquenti, degli assassini, tipo quello che è successo con i fatti di Bronte. Insomma, ci sono tante situazioni, siciliani deportati nelle colonie del nord ai tempi dei piemontesi, e quindi sangue se ne è sparso parecchio per questa benedetta Unità d'Italia. Tutte storie raccontate attraverso la voce del protagonista. Sì, però il libro non si ferma qui. Poco sotto la superficie liscia del giallo convenzionale, increspata da un sottile filo di lebeccio stilistico, scorrono concreti, profondi e vere fiumane di sangue e denaro, incanalate da pulsioni contrastanti di realtà e di tradimenti. Queste vicende non sono frutto dell'immaginario fervido mio, ma sono anche fatti storici. Ecco perché voglio dire che il libro detiene l'80% di verità, anche se non la posso dire chiaramente. Quindi è storia che si alterna al romanzo. Sì, si alternano al romanzo. Ecco, questo volevo dire. Parlavamo del protagonista che è un professore. Il professore è Ludovico Lauretta. Il professore Ludovico Lauretta ha insegnato per 40 anni la storia italiana nelle scuole nella scuola media, nel liceo. E quindi poi quando va in pensione questo professore gli viene il pensiero, cioè un cruccio: ma io ho insegnato la storia italiana e mai la storia siciliana, e i miei allievi che sono siciliani. E quindi entra in crisi, veramente entra in crisi. Allora lui ne approfitta della visita che arriva in Sicilia di un nipote di un amico suo, che era indipendentista ai tempi del Levis, e racconta tutti questi fatti. Si sfoga con questo ragazzo, con questo giovane, a raccontare tutte la vera storia siciliana, la controstoria. Ecco, quello che la storia ufficiale non dice, appunto, e lui la racconta. E tra poco leggeremo anche uno stralcio di questo libro. Nei primi capitoli intanto possiamo dire che si contrappongono le scene dure e spietate della guerra, che nell'estate del 1943 non fu una passeggiata sicuramente per nessuno. No, neanche né per gli inglesi né per gli americani. Anzi, forse per gli americani sì, diciamo così, la conquista della Sicilia è stata più facile rispetto agli inglesi, perché gli inglesi nella parte della Sicilia orientale hanno trovato più difficoltà. È vero che gli scontri con i tedeschi e con l'esercito italiano sono state molto insanguinate sotto questo aspetto. Mentre per quanto riguarda gli americani, nella Sicilia occidentale,
per arrivare fino a Palermo, hanno trovato un po' di terreno facile Quindi perché strada libera. appoggiati dalla mafia con l'appoggio di Lucky Luciano, che era un nostro siciliano emigrato in America, che poi è diventato punto di riferimento anche per gli americani, per l'esercito americano. E quindi, ma questo poi lo racconteremo. E tra Sì. poco appunto leggeremo anche uno stralcio di questo libro, un racconto appassionato della Sicilia, perché di questo si parla, di Sicilia, della storia della nostra terra. Le 9:38, Buongiorno Notizia prosegue, restate con noi.